tutti. Sì, c'è. Devo cambiargli il nome alla live. Eccoci qua. Con il Portogallo che è sotto, adesso sta cercando un po' di recuperare. Adesso quando la computer lo puoi fare, puoi cambiare il nome, anche forse rimessa di Musso. Il Portogallo adesso sta cercando di recuperare. Colpo di testa di Corso, che è uno dei più piccoli in campo, ma si arrampica senza grossi problemi. E allora è fallo laterale sempre per i portoghesi. Adesso con Muratore, indietro Musso che può armare la castagna. Bravo D'Agostino, che si è fatto anche male nell'occasione. Poi Monti di testa prova ad innescare Stassi, che stavolta non calcia. Adesso lo spazio per calciare ce l'ha. Calcia male. E allora Marino, che scambia con Musso, costretto a spazzarla. La rimessa adesso è per la Giamaica. Monti, ricevuto da Pesetti, allontana Musso. C'è poi il fallo di Cerniglia, che qui c'ha tanti compagni che hanno condiviso l'avventura a Montelepre. La palla scucchiaiata per la corsa di Valenti. Bravo qui Pesetti a fermarlo. Poi serie di finte e poi lancio addosso al suo avversario. Esce bene qui la Giamaica con Jack D'Agostino che accelera, si riporta a spasso tutti, entra in aria, respinto il tentativo da Musso. Con le mani Pesetti al volo, bel tentativo da parte di Domenico Namio, la blocca Marino. Qui l'anticipo di Corso su Muratore. Corso sta facendo una gran partita, poi prova Valenti a tenere la palla in campo senza successo. D'Agostino prova a liberarsi, fallo di Valenti. La punizione con D'Agostino, che l'aveva messa a fil di palo, però è bravo sul salvataggio Fradella. Occhio, la palla che è uscita veramente di poco, allora parte dal fondo il Portogallo, che per il momento non riesce a scardinare il bravo Namio col recupero. Namio cerca di liberarsi, lui Muratore, poi è Fradella per il Portogallo, poi palla che arriva in qualche modo dopo il salvataggio eccezionale di Passaro in spaccata su Gambino. Occhio all'altra parte però, D'Agostino, si è rischiarato il Portogallo, D'Agostino va da solo, poi cerca la palla dentro per Namio. Bravissimo Marino anche su Monti, ma la parata su Namio è stata veramente eccellente. Qui girata dall'altra parte Passaro, non è da meno, para su Gambino, angolo. Adesso la partita si accende. Angolo di Valenti, scucchiaiato, secondo palo, vola Musso, la palla arriva dalle parti di Scalia e la palla esce
Illusione del gol anche da questa parte sul tentativo di Scalia. Cerniglia col lancio forse leggermente sporcato che arriva comunque a Monti. Monti marcato a vista da Musso, poi da Agostino. Pesetti. Monti riesce a girarsi anche in mezzo a tre, poi Corso fermato. Scalia non la tiene. E allora rimessa Giamaica. D'Agostino. Spalla alla porta Pesetti, la riesce a girare, poi Monti ancora dal suo mancino. Scortato fuori da Musso, che è bravo a mettere il fisico. Allora ricomincia il protocollo, ma qui sbaglia Scalia, graziato da Stassi. Intanto sta tramontando qui sul Ramacca. E Bellingardo, lo scambio con Gambino, chiude benissimo Cerniglia, che poi dimentica la palla, in qualche modo la salva andando da Corso. Finta su Bellingardo, poi giocata che riesce su Stassi, poi Pesetti, Monti ed è 1 contro 1 con Musso. Monti con la palla per D'Agostino che si è sganciato. D'Agostino scarica indietro, conclusione di Namio. 2-0 per la Giamaica, segna anche Namio. Raddoppia la squadra in giallo-nero dopo anche aver rischiato qualcosa, ma alla fine è arrivata la firma di Domenico Namio. Bellingardo, il figlio dello storico vice di Corrado Mutolo, qui lancia per Valenti, palo e poi Passaro se la trova lì, incredibile. Stassi, che non si è visto riprendere il gol dell'1-0, cerca di farne un altro, niente da fare per ora. Muratore si sgancia, Fradella la palla è per lui, segna il Portogallo, si sblocca in questa partita e ci pensa Fradella, che si è sganciato bene, servito col tempo giusto da Muratore. Qui rischia qualcosa Corso, occhio l'entrata Muratore su Namio. Si rialza Namio, qui si è conquistato il fallo. Palla subito alla Giamaica, la spinta di Fradella su Pesetti. Namio prova a passare su Bellingardo, passa anche su Fradella nonostante il contatto, si continua a giocare. Valenti, Muratore, vediamo cosa inventa contro Monti, arriva anche Sassi a raddoppiare, poi lo scarico per Valenti, respinge bene Pesetti, che poi riceve da Agostino, lancia subito Monti e Stassi insieme, quasi a calpestarsi i piedi. Alla fine però riconquista Stassi che la controlla. Namio, scarico da Agostino, fuori. Marino va subito a lanciare, Cerniglia di testa. Pesetti accelera, prende quasi il fondo, poi trova lo scarico per Stassi che è rimasto sulle gambe. Musso verticale a cercare Gambino che non arriva. Namio se la viene a prendere D'Agostino. Pesetti, cambio gioco per la corsa di Corso che tira, bravissimo
qui Marino, anche perché ha negato il tap-in sul secondo palo a Giorgio Stassi, che era lì pronto e ora batte la rimessa per Pesetti. Non granché questa rimessa perché fa arrivare l'avversario, si tratta di Valenti, e allora Passaro lancia sulla pressione di Gambino da portiere a portiere, Marino la prende, poi cambio gioco rischioso e anche poco efficace da parte di Scalia. Namio ancora sgambettato, ancora fallo. La Cerniglia, poi D'Agostino rischiando qualcosa con Namio, alla fine ritrova il pallone per un attimo il Portogallo, esce bene però Passaro dalla sua area e riesce anche a lanciare via, ma c'è Musso. Pesetti di testa, D'Agostino con l'aggancio, la tiene, rientra Gambino che fa fallo. Monti riesce a far correre Pesetti che accelera, va addirittura a calciare, questa era una bella idea, imprecisa. Fradella, l'autore del gol che ha riaperto la partita, adesso prova ad accelerare, Gambino riesce a girarsi e a calciare, forse la tocca Passaro, sì, coi tacchetti la mette in angolo. L'angolo per Bellingardo, secondo palo, girata di Scalia alta, uomini di stazza per il Portogallo, che ha due genitori di spessore a guidare dalla panchina, con Gambino senior e soprattutto Bellingardo senior, che l'allenatore lo ha fatto a lungo in grandi categorie, anche nelle giovanili. Fradella intanto da fondo copre bene il primo palo, Passaro, palla fuori, e Passaro calza la testa perché si è mosso Pesetti, in realtà la palla arriva a bordo campo. Con le mani Valenti che scambia a lungo con Bellingardo, Fradella va fuori sul contatto con Pesetti e poi batte la rimessa per Gambino che si gira, ostacolato da Namio in maniera regolare, poi Namio è entrata anche qui regolare. Fradella si gioca molto, Bellingardo se la sposta sinistro, ribattuto. Macchina, tra l'altro c'è anche in panchina c'è anche Ambro, mentre arriva il giallo per Musso. Ricordiamo il parziale 2-1 Giamaica nella prima partita di questa grande serata con la Piscis Cup, dove avremo 4 partite. Con le mani Muratore trova l'area, ma trova anche Passaro che vola a prenderla. Big match. Pesetti va a lanciare, non trova compagni, c'è Fradella, poi Scalia, verticale, Pesetti bravo in anticipo, c'è la spinta di Gambino e subito gioca la Giamaica, ma non vale secondo il signor Callipo, dice fermi tutti, fischio io. Lancio per Stassi, trova Monti che l'aggancia bene, Monti! E dove l'ha messa? Dove l'ha messa Fabrizio Monti proprio poco prima della fine del primo tempo. 3-1. 3-1 Giamaica! A segna del bomber Fabrizio Monti! Quando facessi su quel dallo da me? Tu sei da Giorgio Sassi, oh, non si fa. Non scherzavo.
Fine primo Finisce tempo. il primo tempo tra Giamaica e Portogallo, risultato di 3-1 per la Giamaica. Abbiamo appena visto un Eurogol del bomber Fabrizio Monti. È bravino, sì. Con la squadra. Appena torno da Marino. Grazie Nancy. E là. Oh, frate, ma che arbitro io? Mica sono io l'arbitro. Sanno io, sono da, parlaci, che vuoi? Vitamina. Che te dico? Dago! Io devo pigliare per a me se prima ci riesco a fare la ma non sono io l'arbitro, io non hai fatto questo. Dunque riparte. Si riparte. Sta ricominciando il secondo tempo tra Ed Giamaica eccolo. e Portogallo, il risultato di Secondo 3-1 per tempo. la Giamaica e inizia adesso questo secondo tempo. Si è fatto male Namio. Si riprende con il Portogallo che recupera. Bellingardo pressato, perde palla, la perdono però anche Stassi e Monti, che evidentemente hanno dimenticato come si gioca insieme. L'hanno fatto a Casteldarci da queste parti qualche anno fa. Musso per Muratore che non passa. E Musso cerca Gambino, cioè Cerniglia anticipare, poi Valenti non sa a chi darla, ricomincia da Marino che pressato la deve lanciare. Fradella col tocco però di Pesetti. Namio fermato in maniera regolare da Fradella che riesce a passare, lo chiude Monti. Passaro costretto a palleggiare e lanciare, la palla che arriva dalle parti di Marino che la fa uscire. Qui per fortuna, considerando anche il ritmo molto alto, per fortuna non c'è la rete superiore, quindi si riduce anche al minimo l'interruzione del gioco. Fradella spalla alla porta, riesce a girarla Muratore, zona tiro Muratore, Passaro reattivissimo
portiere della Giamaica, che va a lanciare ma restituisce palla al suo dirimpettaio Marino. E Musso sempre a testa alta. Bellingardo, sterzata, poi Valenti, altra sterzata, bella giocata perché si crea tanto spazio. Muratore contro Corso, solito duello, Muratore sterza e calcia, Corso lo stoppa, poi Gambino, stoppata anche lui, la ritrova il 7 con Cerniglia che lo ferma, lo raddoppia D'Agostino, poi ci pensa dopo Stefano Cerniglia a fermarlo. Gambino riceve la rimessa, poi Cerniglia anticipa anche il suo stesso portiere. Monti col lancio intercettato, poi Namio sempre inseguito, poi D'Agostino sterza velocemente, Stassi controllo, non cerca il tiro, lo cerca adesso quando forse c'era da passarla. Cerniglia sbaglia il controllo, poi in qualche modo prova a rimediare ma c'è Gambino. Gambino sterza, poi si defila, calcia, la stoppa col braccio incollato al corpo Cerniglia. Rimessa Portogallo che adesso ci crede, anche se sotto di 2 gol. Cerniglia ancora una volta si sostituisce al portiere. Namio, verticale, ottimo per D'Agostino, controllo, Monti guarda la porta, poi va da D'Agostino, bellissima azione della Giamaica. 4-1, gol di Jack D'Agostino e cala il poker la Giamaica. Che bravi sia D'Agostino sia Monti nella costruzione. Muratore con Fradella. 4-1 Giamaica. Grandissimo il gol di D'Agostino. Bellingardo, poi Fradella si gioca in spazi stretti, ultimo tocco di Checco Muratore. Messa di Corso corta per Stassi, poi Fradella in mezzo a 2, lo ferma Namio. Palla persa poi da Musso, attenzione a Monti che la protegge, fermato a Bellingardo col fallo. Corso corre perché vuole la palla. La vuole calciare Ciccio Corso. Signore che abitate nei paraggi, chiudete le finestre. Tre in barriera, ancora la sistema Marino, ci sono 4 in barriera, arriva anche Pesetti che poi si allontana, fischia l'arbitro, alla fine Corso se ne va perché riceve da Namio, schema di difficile comprensione, vediamo a cosa porta alla palla persa come spesso succede quando si azzarda. Poi Corso, duello con Fradella, rimessa Portogallo. Non sa chi darla l'autore dell'unico gol del Portogallo in questa serata. Poi Namio con una magia la tiene in campo, purtroppo per lui i suoi compagni non gli danno una mano, allora corre Scalia fronte alla porta, si defila per calciare, c'è la deviazione ma Passaro l'ha toccata, se ho visto bene Muratore, che poi se la riprende ancora Passaro, calcio d'angolo, già battuto l'angolo. Valenti, Gambino riesce a passare, ancora Gambino, calcia Gambino, respinto in angolo ancora. Pallone scodellato, Musso con una spinta su Monti, poi Bellingardo che colpisce in pieno Scalia. Poi ancora serie di batti e ribatti davanti all'area della Giamaica, poi Pesetti
Scontro con Valenti, l'arbitro ferma il gioco, penso non per fischiare fallo, ma per vedere le condizioni di Valenti. Che palla restituita dalla Giamaica. Naturalmente schermaglie scherzose tra ragazzi che sono stati compagni di squadra, ovvero Cerniglia e Musso. Come detto prima, c'è tanto Montelepre in casa Portogallo, ma Cerniglia, ricordiamo, è stato il capitano della squadra che si è salvata. Qui intanto Namio fermato da Gambino, fallo. Namio non sa chi darla, va da Corso, poi Monti fermato da Musso senza fallo. Fradella calcia fuori. E Passaro che ha fatto ottime parate in questa partita. Poi Namio accelera, Namio resiste a una carica, lo ferma Marino che va da Passaro. Passaro va da Namio, palla che lo colpisce sul duello con Scalia. Bellingardo sterza e va. Gambino sinistro, Passaro. Parata di piazzamento del portiere dei giamaicani. Stassi, apertura su Pesetti. Lancio subito a cercare la corsa di D'Agostino, dall'altra parte D'Agostino la mette subito in mezzo, tocco di Musso, poi Namio non riesce a conquistare il fallo laterale, che ha provato a calciarla addosso a Fradella, che non c'è cascato, si è spostato, ha fatto bene. Qui non arriva Muratore. Gestisce la Giamaica con Cerniglia. Monti cerca l'aggancio, lo trova, poi tacco D'Agostino, finge lo scarico, va da solo, poi palla messa in mezzo, Stassi se la sistema col petto e calcia alto. Qui Marino chiama i suoi compagni a salire e lancio. La lascia sfilare Corso, prendendo anche di sorpresa Muratore. Qui fortunato Ciccio Corso, intanto riconquista subito il Portogallo. Bellingardo la gira, adesso Muratore ci arriva, però la buona guardia di Corso lo costringe a portarsi la palla fuori. E Passaro la serve ad Agostino, lo ferma Bellingardo, buono il suo pressing, è rimessa per Corso. Stassi la gira, ci hanno messo molto ad arrivare anche qua. 36 minuti, poteva andare peggio. Musso, Valenti, Scalia gira da Fradella, Pesetti, anche lui sta facendo ottima guardia. Muratore prova a cambiare fascia, cerca la giocata, fermato poi D'Agostino col fallo. Gestione per Corso che guarda la porta, la trova, anzi no, di pochissimo. Subito la presa in giro di Muratore, ormai giocando sempre insieme si fa conoscenza, ci si prende anche un po' in giro. Pesetti lancia
C'è Namio, controllo, girata da Stassi. Stassi, sterzata su Bellingardo. Cerca adesso lo scarico per Monti. Monti dentro, c'è il tocco, bravissimo Valenti a toglierla. E la palla è uscita, quindi angolo, anche se Scalia non sembra esattamente d'accordo. Ci siamo a metà secondo tempo, se il cronometro non ci inganna. D'Agostino, rasoterra, chiude Musso, poi Monti la tocca, non si accontenta del fallo laterale Gambino che ne salta uno ma non due, e bravo Pesetti ancora. Poi Passaro col lancio di testa Musso, poi Cerniglia, Monti, ancora Musso a recuperare. Bellingardo non riesce nella giocata, allora Namio prova ad accelerare, evita la scivolata di Bellingardo e poi c'è quella di Marino. Vabbè, quando... Sì. Rimessa, ma... C'era Ambro con un altro pallone dall'altra parte. Evidentemente voleva giocare. Pesetti. D'Agostino subito dentro, ma non c'è nessuno dall'altra parte. Bellingardo, Gambino, Muratore. Corso lo ferma, poi ancora Muratore, trattenuto da Corso. Giorgi, dai, basta. Io? Non ti picchiare. Come ti picchi? Facciamo termine con l'altro meno. Non ti posso picchiare. Che cosa? È durissima se ti vuoi fare. Si chiacchiera, anche per rifiatare un po'. C'è Muratore sulla palla, fischia l'arbitro, Muratore colpito in pieno. Stassi, palla in fallo laterale, sì. Fradella si gira in qualche modo, viene stoppato, poi Bellingardo, Corso con l'ennesimo intervento e ora parte anche in contropiede Ciccio Corso, fronte alla porta, allarga per Stassi, non riesce D'Agostino ad arrivare. Musso cerca e trova Valenti che calcia addosso a Namio, rimessa Portogallo, adesso il tempo stringe. D'Agostino con la scucchiaiata, poi Stassi cerca Monti, l'uscita di Marino che l'ha toccata. E allora calcio d'angolo. Angolo Giamaica. Vediamo D'Agostino come la batte stavolta. Cerca ancora il primo palo. Poi Namio. Scontro con Bellingardo. Fallo del 10.
Qui la piazza Fradella, palla alta. Tanto la palla viene scodellata, si riprende a giocare. Cerniglia. Monti l'appoggia su Pesetti, che qui trova la giocata in mezzo a due e poi apre su Namio. Controllo, sterzata e poi tocco indietro a Corso. Passaro, pressa da solo Muratore, alla fine però recupera palla il Portogallo con Bellingardo. Recupera Namio con i tentacoli sul pallone. Namio sterzata, ancora Namio, calcia l'aria, poi Stassi prova ad arrivare, ma c'è Musso prima di lui. Valenti corre, Valenti fermato da Cerniglia, poi ancora Namio con Corso, sono famelici i ragazzi in maglia gialla. Stassi, Monti, Corso, cerca di metterla al centro, c'è però Scalia prima di tutti. Fradella, l'intervento di Monti col fallo. Bellingardo alza la testa, può anche calciare, calcia male. Qui attenzione alla pressione sul rinvio di Passaro. Allora la conclusione di Gambino, che ha colpito credo il paletto. E Passaro che va da Cerniglia, lancio su D'Agostino che la controlla e se la porta avanti per calciare. Marino in qualche modo, poi Stassi, ancora Marino che forse l'ha fatta un po' troppo fotografica la prima, ma è stato bravo a rifarsi subito. L'angolo di D'Agostino, l'ha toccata credo Stassi, sì. La rimessa è di Scalia. Muratore su Bellingardo che prova ad avanzare, ancora Bellingardo, non ci va nessuno, allora riesce ad aprire su Fradella. Fradella scarico, Valenti spinto forse un po' via. Muratore allarga, le finte di Gambino che prova a liberarsi per entrare in area. Gambino, gli manca la cosa più importante, ovvero il tiro dopo la costruzione. E Passaro va a lanciare subito, Monti però non può arrivare. Subito ha riconquistato dunque il Portogallo. Pesetti di testa, poi la palla recuperata in qualche modo da Scalia, che può avanzare un 4 contro 2 per il Portogallo. Gambino, e se la mette dentro Ciccio Corso, che prima voleva fare gol, l'ha fatto nella sua porta. Quanto è gentile Riccardo Varello che non dice autogol di Corso. Però bel tapin. D'Agostino cambia gioco per Pesetti che arriva come un treno. Pesetti in due tempi. Marino che poi la fionda con le mani, sponda di Muratore. Valenti. Ne approfittiamo perché sta per finire la prima partita per ricordare e ringraziare come sempre i nostri sponsor. Colapisci, qui Scalia, bravo Corso di questa edizione. Muratore per girarla. E CrossFit Bagheria
per la vostra preparazione atletica in estate. E poi abbiamo anche Mastri Barbieri, parrucchieria di Santino Lima e da Madonnina Fo, poi Gaetano Sampino DJ e Prim, agenzia immobiliare e Valeria. E dunque Marino, dopo l'interruzione del gioco per l'ammonizione di Stassi, siamo ormai in chiusura, poco meno di 2 minuti. Fradella, ci crede il Portogallo che ha -2. Muratore, serie di finte, destra, da destra stavano arrivando in 2, stava arrivando Valenti. Intanto conclusione, Passaro bravissimo, poi Fradella prova a riarrivare, fermato in calcio d'angolo. Muratore, Valenti si porta a spasso la palla, non riesce a trovare sbocchi, poi rimessa guadagnata da Stassi. Questo è importante perché manca 1 minuto circa. Subito scelte difficili, Bellingardo, palla per Gambino fronte alla porta, Gambino affrontato, fallo di Namio. E c'è la battuta di Gambino, manca in teoria pochissimo alla fine, vediamo ovviamente come si evolverà la situazione. La punizione per Gambino che conta i passi. Parte Gambino, barriera in pieno. E l'angolo, Fradella, poi Muratore con la giocata destro e arriva ancora l'autogol, questa volta credo di Pesetti. Da capire però, perché comunque Muratore l'aveva calciata, quindi potrebbe starci il gol assegnato al 10. 4-3 Portogallo, minuti finali infuocati in questa partita al Calaviscis Cup. Autogol di Pesetti, l'ultimo gol del Portogallo. Attenzione perché il Portogallo adesso ci crede. Marino, Cerniglia di testa, poi Scalia che va a calciare, Passero, attenzione pallone che rimane lì e Valenti la pareggia proprio nel finale. Incredibile, da 4-1 a 4 pari in 5 minuti. Stassi prova a calciare, palla fuori e finisce la partita, finisce 4 pari tra Giamaica e Portogallo. Giorgio, Vabbè, te si può stare pure a casa, non è possibile venire. Non è obbligatorio avere 50 anni.